Minorenni picchiati e rapinati da coetanei, 7 i DASPO emessi dalla questura di Padova nei giorni scorsi, una banda di ragazzini che minacciano il custode di un parco a Ponte San Nicolò. Sono solo gli ultimi di tanti episodi di cronaca che purtroppo hanno per protagonisti in negativo i minori. I casi di violenza tra adolescenti e preadolescenti purtroppo aumentano, per questo l'Ordine degli Psicologi e delle Psicologhe del Veneto ha deciso di affrontare il tema della violenza giovanile in un convegno che ha unito esperti da tutta Italia. Abbiamo bisogno allora di costruire un pensiero complesso su un fenomeno che non può essere semplificato, perché a volte le soluzioni proposte o le idee sono un po' troppo semplici rispetto a un fenomeno che ha tante radici: disagio sociale, marginalità economica, problematiche nella costruzione dell'identità personale, effetto dei social. Abbiamo allora bisogno di metterci insieme e ragionare in uno sport di squadra. Tutte le agenzie educative, scolastiche, sportive, familiari, sociali devono mettersi insieme per cercare di aiutare a sostenere delle traiettorie di sviluppo e di crescita sane e non disfunzionali. Comprendere gli adolescenti, nativi digitali, profondi conoscitori dei social network spesso impattano nella gestione dei loro rapporti sociali. Nel mondo digitale prolifica il fenomeno del cyberbullismo e le conseguenze psicologiche per le vittime sono devastanti. Studiando i reati dove i minori sono maggiormente coinvolti sono risse, rapine e lesioni. Analizzando i contesti, la devianza giovanile non è solo questione di povertà materiale, ma anche di povertà educativa e relazionale. Sono giovani spesso oggi che portano con sé la sfiducia nel futuro, la sfiducia in se stessi, e hanno bisogno di adulti che credono nella propria capacità e competenza educativa. Uno strumento ponte tra psicologia, giustizia, aspetti sociali e la messa alla prova, un'alternativa alla condanna che sospende il procedimento penale e offre al giovane un'occasione rieducativa.